Oggi questa iniziativa ricalca quella nazionale sulla burocrazia, perché noi vogliamo evitare che le imprese artigiane che si iscrivono di nuovo per partecipare alla vita lavorativa adempiano a tanti documenti che possibilmente rendono la vita impossibile. Impossibile perché ci vogliono tutta una serie di adempimenti con un onere eccessivo per tutte le imprese che si vogliono iscrivere, che quasi quasi le scoraggiano. Questo assieme poi al fisco, che è una cosa molto onerosa per le imprese, determina che un calo delle imprese nelle iscrizioni. Allora, all'osservatorio è emerso intanto che ci sono dei mestieri che purtroppo con una legge che non permette alle imprese di poter innovare rispetto a quella che è, diciamo, la richiesta che arriva dal cliente, il committente ha la necessità di variegare e le leggi purtroppo non gli permettono di poter dare la possibilità di innovarsi. Faccio un esempio su quelli che fanno attività di asporto, l'agroalimentare. Purtroppo in varie regioni d'Italia c'è la possibilità di poter somministrare attraverso, diciamo, i prodotti che producono. In Sicilia, in alcune province sì, altre no. Il cliente deve stare scomodo, non deve avere la posata in acciaio, non deve avere i piatti in ceramica, deve essere, diciamo, provvisorio, non deve restare e sostare all'interno dell'attività artigianale. Oggi non è più possibile, abbiamo la necessità che i prodotti di qualità devono essere esposti, ben venduti, e il cliente, che può essere un siciliano o può essere un turista, deve avere la possibilità e la comodità di poterli gustare. La presenza qui è la presenza del governo che vuole accorciare le distanze, che vuole essere presenti con il mondo delle associazioni di categoria, che vuole essere presente con il mondo di chi ha a cuore l'artigianato. Abbiamo fatto diverse misure, Artigiancassa, ex Artigiancassa, abbiamo recuperato delle risorse, abbiamo la misura più artigianato che ha molto appeal nei confronti degli artigiani. Abbiamo lavorato per portare tanti artigiani in giro per le fiere, perché lì si creano le condizioni per diverse relazioni internazionali. Dalla prossima settimana lavoreremo per cercare di affrontare alcuni temi che sono stati poc'anzi evidenziati al tavolo. Ho chiesto la collaborazione del Presidente della Commissione Vitrano e anche di alcuni deputati per creare un tavolo e poter finalmente affrontare alcuni temi che sono veramente da troppo tempo non risolti e che meritano veramente una risposta. Entro fine mese credo che possiamo portare in aula, nella peggiore delle ipotesi a metà del mese prossimo, la legge sull'artigianato di qualità, che praticamente all'interno di questo mondo variegato dell'artigianato qualifica un po' le eccellenze dell'artigianato stesso. Sarà una sorta di bollino di qualità in più. Le Camere di Commercio avranno un allegato elenco in cui certificheranno i livelli di qualità delle aziende e sarà valutato a storia, percorsi produttivi, protocolli di produzione e quant'altro.